Fedeltà alla Lega, sempre a supporto con ognuno nel suo ruolo, il commento del presidente Fedriga alle dichiarazioni del segretario del Carroccio Salvini. Proposta di legge del PD per garantire la rappresentanza della minoranza slovena alla Camera, introducendo un meccanismo di salvaguardia in caso di mancata elezione con regole ordinarie. Partita la discussione sulle province, si infiamma subito il dibattito fra maggioranza e opposizione nell'aula del Consiglio regionale. L'assessore Roberti, facciamo gli enti del futuro. Folgorato da una scarica elettrica dopo aver tranciato per sbaglio un cavo mentre lavorava a bordo dello yacht ormeggiato in Molo Pescheria, giovane marinaio inglese portato all'ospedale di Cattinara. Ancora 48 ore di afa e caldo con picchi di record. Mercoledì sera la tregua con temporali su tutta la regione, ma il caldo tornerà a mordere già verso il fine settimana. Presentata la nuova variazione di bilancio del Comune di Trieste, oltre 14 milioni di euro su scuole, strade, aree gioco e aree verdi e sociali. L'assessore Bertoli, importante iniezione di liquidità. Un nuovo campetto da basket a disposizione della cittadinanza grazie alla donazione di un privato, l'installazione nel giardino di Villa Kosulic, oggi inaugurazione. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Fedeltà alla Lega, ognuno nel suo ruolo, e questo è il commento del presidente della regione Fedriga alle dichiarazioni del segretario del Carroccio Salvini. Il governatore è poi intervenuto sulla legge per il ritorno delle province e sulla legge elettorale del governo. Vediamo. Noi siamo sempre stati a supporto della forza politica che rappresentiamo e vogliamo continuare ovviamente a farlo, ovviamente ognuno nel suo ruolo. Massimiliano Fedriga non si sottrae al commento alle parole del segretario della Lega Matteo Salvini, che al meeting dei giovani a Cervia ha dichiarato di aspettare al suo fianco lo stesso governatore insieme a Zaia e agli altri amministratori per centrare l'obiettivo della vittoria elettorale. Quanto all'avvio da oggi in aula dell'iter per le nuove province, Fedriga non manca di lanciare una stoccata a chi critica il progetto. Abbiamo deciso di portare avanti una riforma istituzionale dell'assetto istituzionale importante, dove i cittadini tornano a scegliere. Quindi di fatto chi ha la responsabilità di governare il territorio è scelto dai cittadini e questo penso sia la cosa più importante. La nostra priorità è far scegliere i cittadini. Capisco che alcune forze politiche che contestano questo non piaccia particolarmente che i cittadini possano votare e scegliere se confermare qualcuno, mandarlo a casa o votarlo. Io sono ancora innamorato della democrazia del voto. Bene lo sblocco dei fondi per la stazione di Servola, che secondo il Presidente potrà anche attrarre nuovi investimenti. Molto bene, abbiamo risolto un problema che si era creato qualche anno addietro e devo ringraziare questo governo, il Ministro Giorgetti, il Ministro Salvini, perché non solo sono riusciti a confermare il finanziamento, ma è stato addirittura implementato, perché ovviamente i costi sono saliti, quindi sfioriamo i 200 milioni di euro di un investimento strategico che comporta di conseguenza altri investimenti privati. Infine un commento a caldo sulla proposta del Partito Democratico per tutelare le minoranze linguistiche nella nuova legge elettorale del governo. Io sono favorevole a che sia presente una tutela di rappresentanza per la minoranza slovena. Di mio sono favorevole, quindi è una parte importante della nostra comunità ed è giusto che trovi una rappresentanza tutelata e poi soprattutto si svincola la minoranza dall'appartenenza a una o all'altra forza politica e quindi si può fare veramente un lavoro di rappresentanza della minoranza, non invece una rappresentanza della minoranza di seconda linea, dove prima viene il partito e poi la minoranza. E allora sentiamola questa proposta di legge che punta a garantire proprio la rappresentanza della minoranza slovena alla Camera, introducendo un meccanismo di salvaguardia in caso di mancata elezione con le regole ordinarie, presentata dal Partito Democratico. Ce ne parla Bernardo Gulotta. Un seggio alla Camera per garantire voce alla minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia, anche quando le regole ordinarie non bastano. È il cuore della proposta, sotto forma di un emendamento, illustrata questa mattina dalla senatrice Tatiana Roiz e dalla deputata Deborah Serracchiani del Partito Democratico. Il testo introduce una clausola di salvaguardia nella legge elettorale. Se nella circoscrizione regionale nessun candidato appartenente alla comunità slovena venisse eletto, scatterebbe un meccanismo correttivo per assicurare comunque una rappresentanza parlamentare. Le liste che intendono utilizzare
questa possibilità dovranno indicare in anticipo il candidato della minoranza slovena. In caso di mancata elezione, il seggio verrebbe assegnato secondo criteri precisi, tenendo conto dei risultati ottenuti dalle liste in Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra sta cambiando la legge elettorale, quindi questa era l'occasione per muoversi nei fatti dopo tante parole, e cioè cambiare la legge elettorale consentendo al Parlamento italiano di avere anche una rappresentanza della minoranza slovena. Noi abbiamo presentato un emendamento che consente questa rappresentanza, il centrodestra per il momento ci dice di no e non ha presentato nessun emendamento, quindi noi rispondiamo coi fatti a questa esigenza di rappresentanza, il centrodestra risponde solo a parole, quando si tratta poi di dare una risposta nei fatti dice di no. La proposta richiama la Costituzione e la legge nazionale di tutela della minoranza slovena. L'obiettivo è evitare che una comunità storicamente radicata nel territorio resti esclusa dalla rappresentanza alla Camera. Il tema è che questa nuova legge elettorale che verrà approvata e il nostro emendamento per il momento è accantonato, è una legge che verrà probabilmente votata con la fiducia, che vuol dire che si lede davvero la possibilità di aprire bocca, intervenire, migliorare, perché questa non è una questione, la questione della minoranza slovena non è una questione di appartenenza etnica, è una questione politica seria che riguarda la rappresentanza della nostra regione, ma che riguarda le rappresentanze anche delle altre minoranze, almeno quelle storiche. E intanto in Consiglio regionale è iniziata la discussione del disegno di legge sulle nuove province, scintille in aula tra maggioranza e opposizione sui contenuti dei nuovi enti elettivi, sui quali si continuerà a discutere anche domani. Vediamo. Abbiamo sempre detto chiaramente che gli EDR rappresentavano un passaggio verso la costituzione delle province elettive. Oggi abbiamo il dovere di costruire le province del futuro. Così in Consiglio regionale l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti nella prima giornata di discussione del disegno di legge per l'istituzione e l'ordinamento dei nuovi enti. Critiche sono piovute dall'opposizione. Il primo aspetto che mi sento di sottolineare è che la dimensione di un ente di area vasta, e lo dice anche l'Unione Europea, è che devono essere sufficientemente grandi per poter competere anche in uno scenario come quello europeo, che è fatto anche di politiche di sviluppo, ma soprattutto sufficientemente piccolo per essere vicino alle comunità. Quindi questo tema è indissolubilmente legato anche a come vogliamo far funzionare gli enti locali, i comuni. Questo tipo di discussione in questo momento è assente. È assente anche il tema di come si vogliono affrontare le politiche di sviluppo della montagna. Ricordo che la legge regionale 21 del 2019 ha in qualche modo avviato la stagione delle comunità di montagna, ma ha lasciato completamente inascoltato il tema anche di un coordinamento. Critiche alle quali la maggioranza ha replicato non senza qualche iniziativa provocatoria. L'opposizione ha disegnato questa riforma come una sorta di male assoluto e di assoluta incoerenza, eccetera. Allora io ho lanciato una sfida molto semplice: se questa legge sulle province non va bene, ho chiesto all'opposizione, per correttezza, lealtà e postura ideale, di non candidarsi alle prossime elezioni provinciali. Le province sono state eliminate in un momento storico dove l'antipolitica regnava sovrana, quindi in virtù di questo le province sono state abolite con il voto di tutti gli schieramenti politici. In effetti è stato commesso un errore gravissimo e quindi noi stiamo ripristinando queste province per riallacciare tutti i temi che chiaramente trattavano questi enti tra cittadino e provincia stessa. Il Teatro Comunale di Cormons ospita l'incontro per i ristori, importante incontro per i ristori legati al maltempo del 17 novembre scorso che provocò una frana a Brazzano. Presente anche l'assessore regionale Riccardo Riccardi, le ultimissime da Omar Costantini in collegamento con noi. A te la linea, Omar. Sì, grazie Laura. Prendiamo la linea proprio dall'esterno del Teatro Comunale di Cormons, dove si è appena conclusa la riunione con la presenza, come hai detto tu, dell'assessore Riccardi per spiegare un po' il discorso dei ristori. Ricordiamo, prorogato fino al 31 luglio prossimo le domande, e poi chiaramente gli interventi per quanto riguarda la frana principale che provocò purtroppo 2 vittime e anche la seconda frana che si trova leggermente a 100 metri verso nord rispetto a quanto accaduto il 16 e 17 novembre. Il tempo è tiranno. Ringraziamo
ringraziamo il sindaco di Cormons Roberto Felcaro che ci ha raggiunto per dire, mi pare che la gente sia molto più soddisfatta rispetto agli ultimi incontri. Ma assolutamente sì, anche perché questo incontro qua abbiamo voluto attendere appositamente proprio per trovarci insieme alla Protezione Civile e spiegare le progettualità, le tempistiche e i tempi comunque di fine lavori in modo completo. Allora naturalmente questo è stato importante perché le persone hanno compreso insomma, che c'è stato un grande lavoro tra Comune, Protezione Civile, le parti interessate, le persone in questi mesi qua proprio per arrivare al compimento insomma, di questa conclusione, di questa progettualità che adesso noi porteremo avanti. Naturalmente devo anche ringraziare tutti i miei cittadini perché hanno sempre dimostrato e continuano a dimostrare una grande collaborazione e una grande capacità, nonostante tutte le problematiche che ci sono, la grande capacità di collaborare insieme e di fare squadra insieme al Comune, insieme alla Regione per quello che auspichiamo possa finalmente concludersi con la fine di questi lavori. Grazie Roberto Felcaro, soltanto un flash per dire che i lavori, ci sarà una prima fase di consolidamento e poi il 30 di ottobre inizieranno i lavori sulla la frana principale e sulla seconda. Sulla frana principale si dovrebbe concludere nel giro di 2 anni, tempo chiaramente permettendo. Chiaramente ulteriori dettagli poi nella prossima edizione del telegiornale. Vi ricordo soltanto che tra pochi minuti a Versa ci sarà di nuovo l'assessore Riccardi con i cittadini di Versa per ulteriori chiarimenti in merito all'alluvione che ha colpito Versa sempre il 16 e 17 novembre scorsi. Da Cormons è tutto, grazie a te Laura. Grazie a Omar Costantini del collegamento. Allora noi andiamo avanti e passiamo alla cronaca di Trieste. Stava lavorando su uno yacht ormeggiato in Molo Pescheria quando è stato investito da una scarica elettrica. Giovane inglese portato all'ospedale di Cattinara. Ce ne parla Gianluca Paladin. Colpito da una scarica elettrica da 249 volt mentre lavorava a bordo dello yacht. L'episodio è avvenuto questa mattina alle 9 a bordo dell'imbarcazione Andiamo, battente bandiera britannica. A farne le spese un giovane di nazionalità inglese e membro dell'equipaggio. Sul marittimo, ormeggiato in Molo della Pescheria, erano in corso lavori di manutenzione, riparazione e modernizzazione degli impianti. Il giovane stava operando con il trapano quando accidentalmente ha tranciato un cavo elettrico. La scossa ha investito il malcapitato che però è riuscito a staccarsi da solo dal punto dove ha avuto origine la scarica elettrica. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, gli operatori della Capitaneria di Porto e i sanitari del 118. Mentre i pompieri avviavano le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente, i medici procedevano con le prime cure sul posto. Il marinaio inglese lamentava dei forti dolori al petto ed è stato portato all'ospedale di Cattinara per i dovuti accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Camion in fiamme a Fernetti intorno alle 13 mentre l'autista del mezzo si avvicinava a un parcheggio si è accorto che dal vano motore del camion usciva molto fumo, si è fermato, è sceso dalla cabina e le fiamme hanno avvolto il trattore stradale. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Trieste, i pompieri hanno trovato il trattore stradale completamente avvolto dalle fiamme che si stavano propagando anche al semirimorchio. Dopo essersi accertati che nel mezzo pesante non c'erano persone, i soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando anche la schiuma antincendio, come vediamo da queste immagini. Spento il rogo, i vigili del fuoco hanno iniziato a raffreddare il mezzo per poi procedere alla messa in sicurezza dell'auto articolato e di tutta l'area circostante. Ancora in fase di accertamento invece le cause dell'incendio. Il caldo torrido sta per andarsene, fra 2 giorni arrivano i temporali su tutta la regione che abbasseranno le temperature da monti a costa passando per la pianura, ma sarà una pausa non troppo lunga. Allora vediamo il servizio di Alessandro Surza. Caldo soffocante? Tranquilli, ancora un paio di giorni di pazienza e poi tornerà il fresco. In regione a dirlo è l'Osmer che per la serata di mercoledì prevede fronti temporaleschi che riporteranno le temperature nella media di giugno, quindi intorno ai 30 gradi. Mercoledì non da mattina, insomma, ma ancora la mattina farà caldo, sarà ancora tempo stabile, quindi cielo sereno poco nuvoloso. Pomeriggio inizierà dalla montagna, ma si stenderanno anche a pianura e costa, quindi... Sì. Quindi chi va al mare mercoledì potrebbe beccarsi qualche temporale in serata, diciamo così. Sì. Ho capito. E anche vento, perché in serata è previsto appunto dopo i temporali, è previsto anche abbastanza vento da nord a nord-ovest, e quindi sarà una serata un po' movimentata. Poi la seconda parte della settimana sarà un peggioramento molto veloce perché già si esaurirà nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, quindi già giovedì in realtà torna il bel tempo. Ah, ok, però con temperature più umane. Con temperature nella media, quindi 30 gradi di giorno,
per tutta la seconda parte della settimana il caldo non ci sarà, il caldo soffocante di questi giorni, quindi seconda parte della settimana con temperatura nella media, poco al di sopra, quindi, e prevalenza di bel tempo, quindi bel tempo estivo. Caldo quindi che verrà debellato, si tornerà a respirare. In questo weekend appena trascorso qualcuno addirittura si chiedeva se le temperature fossero da record e la risposta in realtà è no, anche se la durata di questa afa, quella sì, ha pochi precedenti. La persistenza è sicuramente rilevante perché se prendiamo la media della decade, quindi dal 21 al 30 giugno, stiamo parlando della decade più calda di giugno mai registrata, quindi perché sta durando da ormai 10 giorni, quindi una decade così calda effettivamente a giugno non si era mai registrata, questo sì si può dire. Poi i record assoluti ci sono, in regione abbiamo anche dei 39 gradi, quindi non è proprio come valori massimi, non ci sono proprio dei record assoluti, però la persistenza sicuramente è degna di nota. Ecco. È stata presentata la nuova variazione di bilancio del Comune di Trieste, oltre 14 milioni di euro su scuole, strade, verde e sociale. Sentiamo. Oggi abbiamo portato in giunta un ulteriore importante verso il bilancio di 20 milioni di euro, 7 milioni in conto corrente e 13 milioni di euro in capitale. Dall'edilizia scolastica e sportiva alle aree gioco e cura del verde, dalla manutenzione di strade e marciapiedi, considerando anche la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali, al sociale, non solo, focus anche su centri estivi e nuovi finanziamenti per il servizio immobiliare, interventi che l'amministrazione comunale di Trieste considera urgenti e che partiranno nei prossimi 6 mesi. 1 milione di euro in più ulteriori per quanto riguarda le strade e i marciapiedi, stiamo parlando di 1.700.000 euro per la manutenzione delle aree verdi, dei parchi, giardini e aree gioco, stiamo parlando di 2 milioni di euro per quanto riguarda la manutenzione straordinaria degli asili nido, 250.000 euro per i centri estivi e 150.000 euro per le palestre, 4 milioni di euro per l'ampliamento del centro congressi in partenariato pubblico-privato con le generali ed altri importanti posti di voce in sostanza che vanno a costituire un'importante iniezione di denaro liquido nell'economia cittadina. Poi questi aggiungiamo anche i 3.600.000 euro sul sociale che ci è trasferito alla Regione e i 3 milioni e mezzo di euro dell'avanzo accantonato negli anni scorsi per il contratto nuovo dei dipendenti pubblici. Troppi punti critici per il progetto Costim per la rigenerazione del Porto Vecchio, sia fatta la valutazione di impatto ambientale, lo chiedono le associazioni Legambiente, WWF Trieste Bella. Io spero che la Regione non voglia mettere una pietra sopra che faccia partire una via seria in cui tutti i cittadini siano coinvolti. Il progetto Costim per la rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste venga sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. È quanto richiesto da Legambiente, WWF Trieste Bella, perché secondo gli approfondimenti delle associazioni sono emerse numerose criticità ambientali e gravi lacune negli studi presentati dai proponenti. Le 3 associazioni, insieme ad altri soggetti, erano intervenute con delle osservazioni sugli elaborati presentati in Regione da Costim. L'impatto sull'ambiente marino, per esempio, lì non ci sono approfondimenti sufficienti, non si parla dell'area marina protetta, eccetera. L'impatto sulla superficie, quindi le emissioni d'aria, dell'inquinamento da rumore, sono tutti molto parziali. Il fatto che è stato artificialmente diviso in 2 questo grande progetto, perché in realtà c'è la parte appunto che verrà venduta e la parte che verrà gestita in concessione, che però fa parte di un unico comprensorio. Gli impatti ambientali ovviamente sono sempre sulle stesse zone, sui stessi territori, quindi è totalmente vietato e artificiale dividere in 2 e quindi così evitare la via. Ci sono poi tutta una serie di dettagli, faccio solo l'esempio del cloro, perché le dichiarazioni molto contraddittorie nei documenti della Costim dicono che loro non usano il cloro, poi dicono che usano il cloro ma non ha effetti sull'acqua marina, cosa di cui ho chiaramente dei dubbi. Ci sono dei tecnici, dei chimici che hanno fatto delle azioni molto puntuali. Il consigliere del Partito Democratico di Muggia, Francesco Bussani, lancia una critica verso la Giunta Polidori in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti. Sentiamo. Nei mesi precedenti abbiamo avuto notizia da parte dell'amministrazione attraverso la stampa che a partire da gennaio 2027 hanno intenzione di
dismettere il sistema di raccolta porta a porta nell'intero territorio del comune di Muggia per implementare l'utilizzo di queste isole ecologiche che abbiamo già visto in azione nel centro storico, sono state installate nei mesi precedenti, riproposte all'interno di tutto il comune di Muggia. Visto che realizzare le 6 isole ecologiche attuali è costato 450.000 euro, ho presentato un'interrogazione per chiedere quali saranno i costi, perché se per coprire un'area che è molto piccola si sono spesi 450.000 euro, per coprire l'intero comune di Muggia quali saranno i costi e come questi costi verranno poi recuperati dai cittadini. Alla fine le domande che ho chiesto, quanto costerà, quante aree verranno fatte, come funziona, la risposta è stata assolutamente vaga, stiamo pensando, stiamo vedendo, considereremo. Ecco, sembrava più che ci fosse la volontà di dare notizie, di uscire sulla stampa con rivoluzioni, promesse fantasmagoriche, ma non basate sui fatti. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. La Regione ha siglato una convenzione con il Corpo Consolare di Trieste che ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione tra le istituzioni e le rappresentanze consolari aderenti. Vediamo. Favorire la conoscenza reciproca tra il Friuli Venezia Giulia e i paesi rappresentati e sostenere lo sviluppo di iniziative congiunte nei campi della cultura, dell'economia, della scienza, del turismo, delle relazioni istituzionali e della coesione sociale sono gli obiettivi della convenzione siglata tra Regione e Corpo Consolare di Trieste. Rafforzare i rapporti internazionali con questi paesi, perché vuol dire promuovere la nostra regione, vuol dire che anche questi paesi possono essere promossi in Friuli Venezia Giulia e quindi rafforzare i rapporti bilaterali. Le serie di iniziative che vorremmo mettere in piedi anche di carattere economico, di business, attraverso il campo consolare penso siano strategici soprattutto per uno sviluppo in prospettiva della nostra regione e dell'opportunità che i cittadini di questa regione hanno. I rapporti con la regione Friuli Venezia Giulia e il Corpo Consolare di Trieste sono storici e da sempre si lavora assieme, si coopera assieme. Questo protocollo però è un passo molto significativo perché in qualche maniera struttura questo rapporto e nel momento in cui ci sono delle regole, nel momento in cui il rapporto diventa ufficiale, sicuramente le sinergie, le cooperazioni possono essere sicuramente maggiori. Proprio davanti alla sede della Giunta regionale in Piazza Unità, lo vediamo, oggi protagoniste ben 116 supercar della Ferrari. Le vetture del cavallino rampante hanno suscitato l'interesse del pubblico nella piazza. Prossima tappa domani 30 giugno la carovana lascerà Trieste per attraversare i confini con destinazione finale l'area portuale di Fiume per un raduno. Il giardino di Villa Cosulic in strada del Friuli ha un nuovo campetto da basket questa mattina all'inaugurazione. Vediamo. Un nuovo campetto da basket monocanestro a disposizione della cittadinanza nel parco di Villa Cosulic in strada del Friuli, un intervento reso possibile grazie alla donazione di un privato. Il campo è dotato di una pavimentazione drenante rifinita in gomma colata ed è stato recintato da una rete di protezione. Il campetto da basket e il nuovo tavolo da ping pong vanno a formare una nuova area di aggregazione dedicata a bambini e ragazzi che si affianca a quelle già presenti. Grazie alla disponibilità di un soggetto privato attiviamo oggi e inauguriamo questo campetto, un ulteriore piccolo spazio che viene ridonato alla collettività, soprattutto per i ragazzi. Speriamo anche che vi sia un uso consapevole. L'amministrazione comunale è grata ovviamente al donante e a chi anche ha seguito tra gli uffici e tra i professionisti tutto l'iter burocratico che ha portato a questa donazione. Un pezzettino anche del campo di ping pong, come vedete grazie soprattutto anche ai contributi dei privati si stanno arricchendo molte aree. Recentemente l'altro ieri in piazza Carlo Alberto, qualche settimana fa sempre con anche i ragazzi di Edilmaster, con le casse edili un ulteriore piccolo spazio nella Pineta, la Fondazione Cassa di Risparmio che ci ha aiutato nello scorso anno, quindi un bene che anche i privati abbiano la percezione e sostengano l'amministrazione comunale, a loro va il ringraziamento.
Consegnato ufficialmente oggi alla struttura per le patologie diabetiche di Asuggi l'impedenziometro donato dalla nuova Asso Diabetici Trieste. È stata l'occasione per fare il punto sull'incidenza della patologia in regione e a Trieste. Vediamo. Abbiamo un numero di persone con diabete intorno alle 20.000 persone, di queste circa il 35% associa al diabete anche un'obesità, con dati che sono, ahimè, in progressivo aumento causa le abitudini alimentari ricche di cibi ipercalorici e ultraprocessati e di un'eccessiva sedentarietà. Questa è l'incidenza del diabete a Trieste, mentre in tutto il Friuli Venezia Giulia si sale a circa 90.000 casi. La struttura complessa per le patologie diabetiche del Dipartimento Asuggi può contare su un nuovo bioimpedenziometro, strumento donato dalla nuova Asso Diabetici Trieste, che mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti grazie alla possibilità di valutarne con precisione la composizione corporea. Le persone con diabete ed obesità sono in progressivo aumento nel nostro paese ma anche nella nostra città. Quando noi parliamo di peso non dobbiamo guardare solo al dato che ci dà la bilancia, ma dobbiamo andare a capire anche questo tessuto adiposo, questo grasso in eccesso, dov'è distribuito. La dietista ci spiega come funziona. Si applicano 2 elettrodi, uno sul dorso della mano, diciamo in modo semplice, uno a livello del dorso dei piedi, e viene passata una piccola corrente elettrica che ci dà la trasmissione e il rimando di come i liquidi e la composizione corporea vengono distribuiti all'interno del nostro organismo. Parliamo di sindrome cardio-nefro-metabolica, cuore, rene e metabolismo. Nel metabolico c'è il diabete. Queste 3 grandissime patologie che ci vedono anche a lavorare insieme con i nefrologi, con i diabetologi, costituiscono uno dei rischi più importanti per il cuore. Ci è sembrato giusto contribuire con una struttura sanitaria che ci segue veramente completamente, e il nostro consiglio direttivo ha voluto assecondare questa necessità di questa attrezzatura piccola, ma speriamo sia molto importante. Infine una notizia di sport: Guillermo Molina è il nuovo allenatore della Pallanuoto Trieste, nativo della Spagna, classe 84. Da giocatore Molina è stato uno dei talenti più cristallini dell'intero panorama della waterpolo internazionale. Con la nazionale iberica ha vinto i mondiali nel 2001, ha poi ottenuto il passaporto italiano e indossato la calottina del Settebello. Molina ha firmato con contratto biennale con opzione per il terzo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.